pomeriggio, un'altra puntata di preview, ci avviamo all'ultima di stagione regolare con il Catania che affronterà l'Atalanta Under 23 in casa dell'Atalanta e in diretta su Telecolor domenica, ma chiaramente avremo tempo di parlare anche delle nostre produzioni, ma intanto parleremo ovviamente della partita, parleremo del derby che si avvicina fra Trapani e Siracusa, con il Siracusa in questo momento che è l'unica che si gioca qualcosa a livello salvezza, parleremo anche di calcio a 5, tutto questo è il contenuto di preview che andremo a sviluppare con la nostra squadra, con Carlo Breve. Ciao Carlo. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio al nostro Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti quanti. E andiamo dall'altra parte dello studio, già la vedo, già sorridente la nostra Anna. Ciao Anna. Ciao Marco e un saluto a chi ci segue da casa. Io vi ricordo che potete interagire con noi scrivendo al 342 77 12855. E io torno subito da te, Anna, lo faccio immediatamente perché ci dai tutto il programma di questa ultima giornata che, come sapete, si gioca in contemporanea con l'orario che ci dirai tu e con il programma e la classifica. A te. Eccoci arrivati all'ultima giornata di campionato, la 38esima. Tutte le squadre giocheranno domenica 26 aprile alle 18 e sono Altamura Casarano, Atalanta Under 23 Catania, Benevento Cerignola, Casertana Giuliano, Cavese Cosenza, Crotone Latina, Foggia Salernitana, Picerno Sorrento, Potenza Monopoli e Trapani Siracusa. Passiamo alla classifica. In testa con 81 punti il Benevento, segue Catania 69. Cosenza Salernitana 66, Casertana 65, Crotone 61, Monopoli 55, Cerignola Casarano 53, Potenza 48, Altamura 45, Atalanta Under 23 44, Cavese 41, Picerno Latina 39, Sorrento 38, Giuliano 36, Foggia 27, Siracusa 25, chiude la classifica il Trapani con 23 punti. Grazie Anna, allora mentre parliamo di classifica andiamo a vederla con una grafica apposita, questa corsa per il secondo posto che vede coinvolto il Catania ovviamente ma anche altre due squadre, la vedremo attraverso la grafica, le squadre sono ovviamente la Salernitana e il Cosenza, vedete tutte le possibili alternative, no? Con il Catania che ne ha solo una, farete gli scongiuri ovviamente a casa di non arrivare al secondo posto, nell'ultima giornata prevede la sconfitta esterna contro l'Atalanta ovviamente la vittoria del Cosenza sul campo della Cavese e il pari o il KO della Salernitana a Foggia. Invece se le tre squadre arrivassero tutte e tre nella stessa posizione di classifica il Catania sarebbe avvantaggiato dalla classifica avulsa, come vedete nella grafica nella parte arancione il Catania arriva secondo se e invece ovviamente se arriva un punto o 3 punti la matematica del secondo posto sarebbe definitiva, che poi è quello, l'abbiamo definito Carlo, quell'obiettivo minimo, no? Del Catania dopo quello che è successo durante questa stagione regolare ma soprattutto durante gli ultimi 3 mesi di questa stagione regolare. Sicuramente è il focus su cui si deve centrare la squadra di Toscano, blindare e ottenere questo secondo posto per poi preparare per bene quella che deve essere una cavalcata verso la Serie B. E questo è l'obiettivo ovviamente che ha l'allenatore del Catania. Lo sai chi, anzi l'abbiamo già ritrovato nell'ultima giornata di campionato, chi potrà aiutare tanto, lo sperano tanto i tifosi in questa cavalcata dei playoff. Sto parlando di Cicerelli che è ritornato in campo da qualche partita, che è ritornato al gol nell'ultima gara e di cui ci parla adesso nella lente di ingrandimento la nostra Anna. Il ritorno di Emanuele Cicerelli non è solo una buona notizia, può diventare un fattore decisivo. Dopo mesi difficili, l'esterno offensivo sta ritrovando ritmo, fiducia e soprattutto incisività, come dimostra il gol nell'ultima giornata arrivato dopo un lungo stop. Domenico Toscano lo sa bene, nei play-off dove ogni dettaglio pesa, avere un giocatore capace di accendere la giocata è un lusso raro. Cicerelli, anche con minuti ancora limitati, ha già fatto intravedere segnali chiari, qualità negli ultimi metri e capacità di creare occasioni. Non serve che sia al 100% per fare la differenza, basta uno spunto o una giocata. Nella lotteria dei playoff Cicerelli può essere proprio quell'asso nella manica capace di spostare gli equilibri quando conta davvero.
E dunque il titolo Ciccerelli scalpita, l'abbiamo visto scalpitare sicuramente nell'ultima partita di campionato. Io voglio andare da Ermanno perché abbiamo un'altra grafica, oltre a quella che abbiamo già visto nella lente di ingrandimento che ha letto Anna, abbiamo la grafica che ci racconta gli ultimi minuti, cioè il periodo in cui è stato in campo Ciccerelli nell'ultima partita, e ce la racconti tu attraverso quello che ha fatto, no? Sì, diciamo che analizziamo gli ultimi 37 minuti della gara dove Ciccerelli è stato in campo, e la cosa su cui mi sono voluto focalizzare sono stati, diciamo, dei dati che poi fanno vedere quanto effettivamente questo giocatore pesi su quelle che sono le dinamiche offensive della squadra, perché vedi passaggi per il tiro sono 2, c'ha un XG abbastanza alto di 0.79, che di solito cioè se lo analizziamo col potenza, il potenza è un XG del 0.79, qua solamente un giocatore c'ha un XG così alto. Sono 2 tiri in porta, sono tanti i duelli che prova, i duelli che riesce a vincere, sono tanti quelli che sono i passaggi chiave, cioè i passaggi, diciamo, per il tiro del compagno, quindi un giocatore che sicuramente può sposterà secondo me gli equilibri, anche perché è stato molto bello poi sentirlo in conferenza dopo il gol, sentire l'emozione, vedere l'emozione, no, dei giocatori. Questo è una cosa che fa sempre piacere, soprattutto per una piazza calorosa come Catania, quindi è bello rivedere Ciccerelli, è bello rivederlo così, soprattutto adesso lo stanno gestendo, l'ha gestito Viali, lo sta gestendo anche Toscano. Abbiamo visto prima Anna ha letto benissimo quelle che sono le grafiche, nelle ultime partite solo una volta a Crotone è partito dall'inizio, poi per il resto è sempre subentrato, però è un giocatore che anche quando subentra, poi lo vedremo successivamente in qualche clip video, può spostare gli equilibri e può fare male alle difese avversarie. Qualcuno ha detto, leggevo, noi siamo in tante varie chat, no, di giornalisti, leggevo anche tanti colleghi a livello nazionale, appunto seguono il campionato di Serie C, che dicono che Ciccerelli potrebbe essere un giocatore decisivo, se sta bene, anche in Serie B. Vuol dire che è un patrimonio importantissimo per il Catania, no? Le caratteristiche e le qualità del giocatore non si discutono. Il giocatore che è destro-sinistro, strappo, calcio piazzato, conclusione a giro da fuori, insomma è uno che sicuramente in Lega Pro sposta gli equilibri, in Serie B secondo me potrebbe essere utilissimo e potrebbe anche decidere determinate partite. Devo dire che ho visto molto bene anche Bruzzaniti a proposito di caratteristiche simili, quindi il Catania in quella zona di campo insomma, ha tanti giocatori che possono in qualsiasi momento della gara essere decisivi. A proposito di Bruzzaniti e di Ciccerelli, rientrano, Carlo, in quella lista i diffidati, perché qualcuno ne è uscito, anzi ne è uscito Quaini perché è stato squalificato proprio per la partita con l'Atalanta. Ci sono Di Noia, Bruzzaniti, Ciccerelli e lo stesso Di Tacchio. Li gestirà secondo te? Perché chiaramente in caso di squalifica si sconterebbe nella prima giornata dei playoff. L'abbiamo chiesto a Toscano domenica dopo la partita ed è stato un suo pensiero quello di dover gestire questa situazione, quindi avranno ragionato insieme allo staff in settimana e credo che avranno preso e prenderanno delle decisioni oculate rispetto a quelle che possono essere le problematiche di qualche ammonizione con squalifica di qualche giocatore importante per la prima dei playoff. Volevo tornare da Anna per sentire l'umore del pubblico da casa e poi rispondiamo alle domande e poi torniamo ovviamente subito a parlare della partita. Buon pomeriggio Anna, sono Gaetano, mi hai intervistato domenica prima di entrare allo stadio, ti volevo salutare e sapere dove si può rivedere il video. Ciao Gaetano, i video si possono rivedere sui nostri canali social, quindi Instagram, Facebook eccetera. Ciao allo studio, anche in questa partita assenze fra squalifiche e infortuni, ma sono certo che il Catania farà il Catania. Domanda per Carlo, Forte secondo te diventa imprescindibile davanti ora che ha recuperato? E ancora per Ermanno, con Toscano come riempie l'area di rigore il Catania? Era un dubbio prima di Viali, in realtà forse il motivo per cui c'è stato il cambio ha portato comunque troppi stravolgimenti. Allora, partiamo dalla situazione Forte. Forte è un giocatore importante, ha dimostrato con i fatti di essere la prima punta titolare della squadra rossazzurra. Quando è stato bene ha dato veramente tanto peso, ha vinto tantissimi duelli, ha fatto un discreto bottino di gol, quindi a livello realizzativo credo sia il capocannoniere del Catania insieme a Lunetta, e quindi il suo contributo sicuramente è alto e quindi
credo che Toscano difficilmente ne faccia a meno in questo momento della stagione, quindi aspetta magari che troverà la migliore condizione. Domenica ha fatto 90 minuti, la domenica precedente ha fatto uno scampolo di gara, credo che gli darà continuità, penso che non ci saranno problemi, avrà recuperato tranquillamente i 90 minuti di domenica e ci sarà spazio pure per lui. Per lui nella partita di Caravaggio, sì. Esattamente. Ermanno, riempire l'area di rigore, diceva il telespettatore, è una situazione che magari ha portato al cambio in panchina, no? Perché si diceva che il Catania avesse meno chance lì davanti, no? Poi si parlava di stravolgimenti, in effetti sono stati tantissimi nel cambio successivo. Forse sono stati proprio gli stravolgimenti che hanno riportato in qualche modo, no? La scelta di Vialli o le scelte di Vialli. La domanda era legata a Toscano, però ovviamente. Sì, il riempimento dell'area toscana è qualcosa che in realtà il tecnico ha sempre voluto rimarcare nelle conferenze, perché vede e chiede in realtà un riempimento maggiore dell'area di rigore. Lo fa molto bene per esempio quando c'è Casasola, nel caso in cui Casasola, soprattutto su sviluppo da sinistra, mi fa pensare Donnarumma, mi fa pensare Cicerelli, e lo vedremo poi su qualche piccola clip video. Là la presenza di uno come Casasola, che riempie tanto il secondo palo insieme a uno dei trequartisti, insieme alla punta, in realtà ti crea grande densità. La cosa che manca secondo me, soprattutto quando in mezzo al campo ci sono interpreti come Quaini e Di Tacco, che sono invece un pochettino più giocatori difensivi, no? Come caratteristiche, manca quello che potrebbe essere l'inserimento del mediano, l'inserimento dell'interno di centrocampo, cosa che invece è differente, come abbiamo visto in qualche clip, vedremo in qualche clip con la presenza di Corbari, perché Corbari è un giocatore molto più di incursione, è un giocatore che sa attaccare la palla aerea, che sicuramente domenica non ci sarà, però con lui in realtà si crea ancora più superiorità in quella zona. Più che superiorità si cerca di pareggiare poi la parità, la densità numerica in aria. Ovviamente l'importanza non è quanti giocatori porti dentro l'area, ma è come questi giocatori si uniscono tra di loro. Hai preparato anche un taglio video che vedremo fra poco, no? Proprio su questo argomento, per cui ci torneremo. Io invece con Carlo voglio tornare, parlavamo prima di Cicerelli, no? E delle sue dichiarazioni a fine gara. Ha detto: dobbiamo ripartire dall'ultima mezz'ora che abbiamo giocato con il Potenza, al di là del fatto che Cicerelli era in campo in quell'ultima mezz'ora, però indubbiamente in quell'ultima mezz'ora si è visto un Catania con una convinzione diversa, con un modo di attaccare diverso. È anche vero che di grandi occasioni non ce ne sono state, però sicuramente il Catania di quell'ultima mezz'ora ha convinto. Del secondo tempo in generale. Le dichiarazioni di Cicerelli sono le dichiarazioni di un leader tecnico. Cicerelli è uno dei leader tecnici della squadra e quindi è riconosciuto, ecco, dai suoi compagni come un leader tecnico, e domenica ha voluto fare una difesa a spada tratta del gruppo, perché i fischi ce li prendiamo, li dobbiamo trasformare in energia. Fino a quando giocheremo dando l'anima, così come abbiamo fatto il secondo tempo, sono sicuro che questi fischi li trasformeremo in applausi e basta poco per infiammare il Massimino. Io ritengo che questa squadra possa veramente convertire una parte di fischi che c'è stata domenica alla fine della gara in veramente in boati di entusiasmo, perché hanno tutte le potenzialità per riaccendere questo entusiasmo. La chiave è far tornare il Massimino, il fortino che è stato fino all'avvento di Vialli. Insomma, poi ci sono stati tanti gol presi nelle ultime partite, ma in generale un campo in cui, quando si viene a giocare nei playoff, sia difficile per gli avversari riuscire a dare il massimo, no? Intanto bisogna puntare domenica. Una volta puntata domenica e archiviato l'obiettivo secondo posto, io credo che per i quarti di finale ci saranno non meno di 20.000 persone al Massimino, e sarà dura per chiunque, perché si ricompatterà tutto l'ambiente e si remerà tutti da un lato. Ricordiamo che il Catania comunque vada, sia che sia il secondo posto in classifica, come tutti ci auguriamo e come dicono le tante probabilità in questo momento, sia malauguratamente fosse il terzo, nel primo turno dei playoff giocherebbe chiaramente poi l'andata nella seconda partita, per cui il ritorno al Massimino. Vado nuovamente da Ermanno, perché incominciamo a dare un po' il dettaglio
dei tagli che hai fatto e tecnico-tattico di questa partita, partendo dal Catania e dalle buone combinazioni che abbiamo visto, o almeno una buona combinazione l'abbiamo vista sicuramente dopo la transizione. Sì, la cosa che mi dispiace è che secondo me sta mancando ultimamente nel Catania, soprattutto poi analizzando molto l'Atalanta questa settimana, sono quelle ricerche delle combinazioni, quella ricerca del gioco condiviso tra soprattutto i riferimenti d'attacco. Lo vediamo qui in questa situazione dove una rimessa laterale, Donnarumma si appoggia sul forte che prende benissimo posizione sull'avversario, qui non è bravissimo, anche qui vedi ho tracciato varie linee su quelle che possono essere le soluzioni di giocata, sono tutte chiuse da avversari, quindi i compagni vicini non hanno tracciato delle linee di passaggio di c'è una riaggressione. C'è una riaggressione molto forte di D'Ausilio è sempre lo stesso, il forte, che secondo me poi su questo è bravissimo, ecco perché diventa imprescindibile, e qua c'è l'unica vera combinazione a triangolo che mette in mezzo l'avversario e che secondo me può esaltare tanto dei giocatori come Bruzzaniti e dei giocatori come Cicerelli, soprattutto per l'ingresso in aria. Qui poi è bravissimo Forte a giocare di sponda, a giocare di prima, e Bruzzaniti a trovare la porta, forse poteva essere un po' più lucido, però questo per esempio mi ricorda anche la soluzione che ci ha visto pericoloso Cicerelli nella partita contro il Crotone al primo tempo, se ti ricordi, un appoggio frontale, scarico di lunetta, creando la triangolazione, si è creato spazio, si è entrato in aria e si è cercato di fare gol. Quindi secondo me il Catania, lo vedremo successivamente, sì il riempimento dell'area, sì il cross, sì le transizioni, però è importante secondo me qui adesso anche ricercare quella che è la condivisione offensiva di alcune giocate che poi vedremo proprio dell'Atalanta, che fa l'Atalanta, per in qualche modo liberare spazio e liberare degli uomini pericolosi come i trequartisti che è il Forte Catania. la rivoleva Carlo, però tu Sì, la rivoleva la palla, si è vista anche le mani, ha fatto bene. Bruzzaniti a calciare in porta, tra l'altro lui ce l'ha proprio questo calcio sul secondo palo, questo calcio da biliardo, è stato bravo lì veramente il portiere. Ha fatto una gran partita il portiere del Potenza, almeno 2 palle gol notevoli del Catania che sono state appunto respinte dal portiere della squadra lucana. Ermanno, andiamo a vedere invece come l'Atalanta, ne vedremo tante di clip legate all'Atalanta, anche perché so che ti ha stuzzicato molto sotto l'aspetto del gioco della squadra nerazzurra. Innanzitutto l'alta densità offensiva, parlavamo di come il Catania riempie l'area di rigore, parliamo di come l'Atalanta attacca in questo caso con tanti uomini lì davanti. Sì, l'Atalanta che in realtà come modulo è uguale al Catania, quel 3-4-2-1, i 2 trequartisti e la punta giocano molto vicini, i 2 quarti spingono e hanno delle grandi caratteristiche offensive, siano Stefanoni che siano Idele e così via, Ghislandi e così via, e sono dei giocatori che insieme agli interni, ti dicevo prima, no, ti parlavo di Corbari, loro hanno per esempio Levac, il croato, che entra tantissimo in area anche per struttura. Qua vediamo per esempio delle combinazioni, Bavassori, vedi Panada che è il mediano che mancherà, ma combinano molto e combinano veloce, vedi la vicinanza dei 2 trequartisti, Bavassori e Cassa, sempre una a disposizione dell'altro. Bene qui la giocata, Cassa che ha esordito anche in Serie A lo scorso anno, trova, poi cerca la via della rete, però vedi già 6, 7, 8 giocatori tutti nell'ultimo 16 metri, perdonatemi. Qui vediamo invece un'altra situazione in parte laterale con Ghislandi che è il quarto di sinistra, giocata dentro sempre su Panada che è il giocatore diciamo più ricercato nello sviluppo. Bravi qui vedi a combinare a triangolo e a ricercare l'inserimento sul terzo uomo, perché Panada gioca su Bavassori che vede il movimento di Cassa, si crea un 4 contro 1, un 2 contro 1, quindi si libera lo spazio perché c'è attrazione dell'avversario sul pallone, liberamento dello spazio, e qui poi non è bravissimo Cissé nel tiro, però cioè, con passaggi tutti vicini a un tocco si è liberato grande spazio. E qui vediamo invece il pareggio col Siracusa, parte dal braccetto di sinistra che in questo caso era Berto, che gioca largo su Ghislandi, di prima vedi tutte queste giocate veloci di prima in qualche modo imprevedibili, no? A prendere il tempo all'avversario, vedi già quanti uomini sono negli ultimi 20 metri, sempre Vavassori e Cassa che sono i 2 trequartisti molto vicini uno con l'altro, e poi l'appoggio a chi? A Levac che è l'interno di centrocampo che fa in questo caso la prima punta a tutti gli Guardate quanti sono, 6, li hai contati? Sono 6 dentro l'area di rigore. ma fuori dall'area ce ne stavano altri 3, quindi per farti capire come questa squadra sia una squadra che domina, vuole dominare il gioco e porta tanti giocatori negli ultimi 20 metri e lo fa anche molto questa bene. Poi Carlo è una caratteristica che poi deriva anche dal fatto che l'Under 23 dell'Atalanta è ovviamente la seconda squadra, praticamente l'Atalanta gioca come l'Atalanta di Serie A, i suoi ragazzi sono impostati fin magari dalla giovane età a giocare in questo modo e diventa anche più facile trovare gli automatismi, no? Sì, ma trovi soprattutto gente che
è universale, Esatto. no? E quindi si sa adattare in qualsiasi zona del campo e aggredisce, invade la metà campo avversaria con tanti uomini, quindi è un principio, filosofia di gioco che sicuramente hanno tecnici di un certo tipo. Esattamente, che c'era appunto fin dal periodo di Gasperini all'Atalanta, adesso chiaramente all'Atalanta di Serie A e ovviamente tutte anche all'Under 23. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo perché andremo a capire un po' meglio come potrebbe giocare l'Atalanta nella partita con il Catania con un collegamento e poi ritorneremo ancora da Anna per sentire i vostri messaggi. A fra poco. Ritorniamo in studio, seconda parte della nostra preview, continuiamo la nostra mission esplorativa in vista di Atalanta Under 23 Catania di domenica, ricordiamo in diretta su Telecolor in chiaro, per andare a parlare adesso dei dati. Facciamo le statistiche a confronto come sempre perché vi facciamo vedere un po' quelli che sono i numeri collezionati sia dal Catania che dall'Atalanta in queste giornate di campionato. Ovviamente la differenza la vedete, ci sono tante differenze, due le voglio sottolineare Ermanno, una è quella dell'età media, ma è ovvia, ce l'aspettiamo, è naturale, l'altra è quella del valore della rosa, perché vi dà l'idea di che cosa stiamo parlando quando parliamo di ragazzi chiaramente giovanissimi di grande prospettiva. Vabbè, ma vedi, a parte che l'Atalanta Under 23 è la squadra con età media più bassa in tutta la Serie C sì. E col valore rosa, valore diciamo di mercato dei giocatori più alta di tutta la Serie C. Vedi la differenza, poi la fanno anche, l'ho voluta sottolineare, con i giocatori più cari. Vedi Vavassori e Navarro, che sono due giocatori, Navarro addirittura 17 anni, quindi un giocatore di grande prospettiva che ha fatto le giovanili semplicemente nella cantera del Barcellona, un giocatore ancora nelle nazionali under 20, under 19 della Spagna. Stessa cosa vale per Vavassori, che invece è un prodotto dell'Atalanta Under 23, ma che vengono cercati da tutta Italia, da mezza Europa, perché sono dei giocatori che stanno crescendo tantissimo, stanno facendo grande esperienza e che sicuramente, vedi la loro giovane età, vedi la spensieratezza e la bravura tecnica che fanno vedere domenica dopo domenica, è normale che il valore di mercato sia così alto. La stessa cosa ovviamente non può essere per i giocatori già un po' navigati anche del Catania, che però vedi il giocatore più caro del Catania è Bruzzaniti, che comunque non è giovanissimo, ma non è neanche anziano, è chiaro, certo. Che però ha un valore di 700.000. È strano vedere appunto una formazione che ha un valore della rosa superiore rispetto a quello del Catania, ma chiaramente è facilmente spiegabile, come ci ha detto Ermanno. Io ricordo la partita dei playoff di 3 stagioni 2023-24, dove io personalmente ho scoperto Palestra. Ora sappiamo che tipo di giocatore è Palestra e quale prospettive può avere anche a livello di nazionale. Vado da Anna per i vostri messaggi. Anna, a te. Buon pomeriggio a tutti. Una domanda: dopo l'addio di Pastore si cerca un sostituto o si resta così? Giugno è vicino e bisogna programmare mercato e rinnovi. Grazie. E ancora per te Marco, come risolve all'assenza di Corbari e Quaini insieme? Poi ci chiedono se Di Gennaro può recuperare per i playoff. E ancora buon pomeriggio a tutti. Con l'infortunio di Corbari in vista dei playoff potrebbe subentrare nella lista Di Gennaro? Allora, DS9, l'ho detto anche la puntata scorsa, in questo momento no, non è nelle prospettive del Catania ora, adesso, poi chiaramente si ragiona in funzione della prossima stagione, ci potrebbe stare degli accordi, ma chiaramente non è al momento la scelta del Catania. Corbari, Quaini simultaneamente insieme, simultaneamente assenti, ci sono due possibilità, o Di Tacchio con Di Noia, o Di Tacchio con Jimenez, o Di Noia con Jimenez, sono tre. Quella secondo me sono le opzioni che può avere Toscano a centrocampo. Per quanto riguarda Di Gennaro no, perché Di Gennaro chiaramente ci vorrebbe una rescissione contrattuale, perché già il cambio in lista è stato fatto nella situazione del cambio fra Cicerelli e Ponzi, che sicuramente ricorderete, per cui è chiaro che Di Gennaro sta benissimo, ma sta molto meglio rispetto a prima, ha completato la fase di riabilitazione, però c'è questa situazione qui. Io vedo collegato, lo vedo dal monitor di servizio e vado subito da lui, Alessandro Pagliarini di Prima Bergamo. Alessandro, ciao, buon pomeriggio.
Ciao a tutti, grazie per l'invito. Allora, stavamo commentando prima alcuni numeri dell'Atalanta Under 23, alcuni numeri che dicono ovviamente della qualità dei giocatori in nerazzurro e che adesso ti facciamo anche rivedere attraverso soprattutto l'età media che è inevitabile, ma anche il valore della rosa. Soprattutto ti chiedo, c'è una prospettiva di classifica anche per l'Atalanta Under 23 nella partita con il Catania, per cui non è una squadra che arriva ormai serena di quella che è la sua classifica finale, no? Assolutamente sì, l'Atalanta ha ancora diciamo, una possibilità di andare ai playoff, dovrebbe vincere col Catania sperando che l'Altamura non vinca col Casarano, oppure pareggiare e sperare che l'Altamura perda col Casarano. Queste sono le opzioni chiaramente dell'Atalanta per riuscire a centrare il proprio obiettivo. Ricordiamo che si qualifica anche l'11° in virtù del fatto che il Potenza ha vinto la Coppa Italia di categoria, se no chiaramente l'Atalanta sarebbe già fuori. Che cosa dobbiamo aspettarci da Bocchetti per questa partita, Alessandro? Chiaramente fermo restando il sistema di gioco che è quello ormai nel sangue dei nerazzurri, l'abbiamo detto tante volte, ma che scelte possiamo aspettarci? Vabbè, l'hai detto tu, modulo chiaramente il solito 3-4-2-1 con 2 trequartisti che di solito sono i giocatori che fanno più male, dato che avete fatto vedere in grafica i 2 capocannonieri sono proprio Vavassori e Manzoni che in assenza di Panada potrebbe agire invece nei 2 di centrocampo con l'avanzamento di Casse Vavassori a supporto di Cissé molto probabilmente, un'assenza pesante quella di Panada per squalifica. È il capitano, è anche uno dei migliori diciamo dal punto di vista tecnico. L'anno prossimo andrà al Venezia, è già stato ceduto ma è qui in prestito in questa seconda parte di stagione. E invece l'altra assenza pesante probabilmente è quella di Obric al centro della difesa, dove dovrebbe agire Guerini adattato nei 3 con diciamo, ai suoi lati da una parte Navarro e dall'altra tecnicamente Playa. Stavamo parlando prima, Alessandro, e poi ti lascio dei giovani che vengono sfornati dalla formazione giovanili nerazzurre, fra cui ad esempio c'è un certo Palestra che è di proprietà dell'Atalanta, anche se in prestito al Cagliari. Chi può essere secondo te di questa squadra, di quella che vedremo in diretta su Telecolor domenica, un giocatore che potrà affacciarsi come ha fatto Palestra fino ai panorami nazionali se non internazionali? Guarda, al momento i nomi più in auge per l'Atalanta sono i già citati Manzoni e Vavassori. Sta facendo una grandissima stagione Levac, che è arrivato a parametro zero dalla Roma Primavera, un centrocampista molto fisico, con buoni tempi di inserimento, croato classe 2006, e poi ovviamente c'è Stefanoni che è un 2008, che l'anno scorso è stato il migliore giovane del campionato Primavera 1, quest'anno ha fatto praticamente tutta la stagione aggregato all'Under 23, spesso titolare in un nuovo ruolo perché lui nasce mezzala ma sta giocando esterno di destra come quinto, insomma tutta fascia. Questi sono i nomi secondo me più interessanti in ottica anche prima squadra. Alessandro Pagliarini, ti ringrazio, grazie per le tue notizie, il collegamento, e alla prossima, buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio. Allora, abbiamo sentito, no, di tutti questi giocatori, ne abbiamo già parlato, molto interessanti dell'Atalanta, chiaramente anche una partita bella sotto questo punto di vista, anche se chiaramente è ovvio che i tifosi del Catania non guardano a questo, probabilmente allo splendore, fra virgolette, di alcuni giovani nerazzurri, ma quello che faranno i rossazzurri in campo. A proposito di nerazzurri, Ermanno, andiamo a vedere come loro riescono a ripartire dal basso e la transizione negativa. Come si sviluppa in questo senso il gioco dell'Atalanta? Allora, diciamo che l'Atalanta abbiamo tessuto le lodi per quello che sono i vari giocatori e l'aspetto tecnico e tattico della squadra, però ovviamente è una squadra che ha subito 49 gol, quindi una squadra che subisce tanto e sai, molte volte la leggerezza o la superficialità in alcune situazioni gli costano caro. È una squadra che vuole costruire, che costruisce sempre con un 3+2, quindi 3 difensori più i 2 interni, però molto
molte volte capita delle situazioni dove esagera in costruzione e può essere un pochettino punita. Qua vediamo proprio Idele, che è l'esterno di destra, che perde questo pallone, un pallone ovviamente un po' rischioso. Vedi la lontananza dei vari giocatori, dei vari compagni che cercano di ricompattare velocemente le linee e chiudere gli spazi, e sempre su questo sviluppo poi si crea una palla gol per il Monopoli, che conosceva come andava a costruire l'Atalanta e ha cercato di bloccarlo. Qua invece con la Cavese, qui vediamo secondo me più che una costruzione un eccesso di arroganza e forse anche spocchia da parte di Cassa, che in questo caso chiuso lì all'angolo si crea un 3 contro 3, è una zona pericolosa, bisogna o metterla su o comunque metterla fuori per limitare i danni. Cercano di costruire, cercano l'uscita, qui poi è molto brava la Cavese a riconquistare e entrare dentro il campo, sono lontani sia Guerini che Navarro a chiudere quello spazio, e poi è bravo il giocatore della Cavese a trovare un gol da Cineteca, secondo me. Poi altra situazione invece col Sorrento, una situazione che vedremo secondo me spesso, perché il braccetto, quando vede spazio, e soprattutto Navarro lo fa molto nella tre quarti, gioca e invade. Qui in questo caso non è uno dei due trequartisti, ma è Misitano che si abbassa nella zona intermedia tra il centrocampo e la difesa avversaria. Su questa soluzione cerca una giocata un pochettino difficile, bravi nel chiudere gli spazi, un po' meno bravi nel duellare, quindi nel vincere il duello difensivo. Qui su questo contrasto, su quelle palle mezze e mezze, sono più bravi i giocatori del Sorrento, e poi è bravissimo Sabatani a trovare la via della rete. Però vedi, anche quando perdono palla, la transizione è una transizione immediata, cercano velocemente di coprire gli spazi. E questo è quello che abbiamo visto. L'idea, da quello che notiamo appunto anche dai tagli che ha preparato il nostro Ermanno, è quella che se il Catania riesce ad aggredire li può mettere in difficoltà, no? Sì, proprio per questo motivo molte volte loro preferiscono andare sul diretto, direttamente dal portiere o da uno dei braccetti quando fanno la costruzione, direttamente sugli attaccanti, per andare poi ad aggredire bene la seconda palla. Quindi molte volte fanno un attacco diretto alla porta avversaria. E vedremo anche questo. Intanto andiamo a vedere che cosa è successo in casa Catania, nuovamente nella prima partita di Toscano, nel ritorno di Toscano in panchina. C'è stato un piccolo errore anche in costruzione, no? Ce lo fai vedere? Sì, assolutamente, diciamo che il primo gol nasce proprio da un errore in costruzione, dove si trova una... Chiamiamolo piccolo, mi volevi dire con lo sguardo. Una situazione di alta superiorità, perché qui si crea un 5 contro 2 con una pressione in realtà neanche tanto forte del Potenza, non ti ha bloccato in quella zona. Si trova lo spazio centrale, giustamente Scelli gioca dentro, però qui è un errore di postura, un errore di lettura, un errore poi tecnico, perché Quaini non gira mai la testa prima di ricevere la palla, non prepara prima la giocata. Loro sono bravi, fortunati e cattivi nel riconquistare palla e nel salire velocemente. Poi Pieraccini si era aperto molto per dare soluzioni in ampiezza, quindi è lontano rispetto a Micheli, si crea spazio e lì è inevitabile in qualche modo che l'avversario ti possa punire. Però l'errore è molto molto grave da parte di Quaini, perché non prepara la giocata sapendo di essere solo e sapendo di essere la soluzione migliore. Ti dico in più, è vero che su questa ricezione di Quaini arriva una pressione di 3 giocatori in linea che ti blocca quelle che possono essere delle soluzioni in avanti, ma nel caso in cui non puoi giocare in avanti lo recepisci prima, soprattutto se sei un centrocampista centrale, e fai una giocata in ampiezza diversa, o con Donnarumma o con Pieraccini, cambiando velocemente lato e andando sul lato debole dove potevi trovare maggiormente spazio. Perché vi facciamo vedere questo? Ovviamente perché è successo nella partita con il Potenza, ma perché appunto abbiamo capito, e lo vediamo nel successivo taglio Ermanno, di come l'Atalanta sviluppa la propria azione e come aggredisce gli spazi e come tiene alta la pressione. Sì, molte volte l'ha detto il mister, quando in costruzione si trovano delle squadre che li vengono a prendere alto, mettono questa palla sopra, poi sulla costruzione loro invece vanno uomo su uomo. Vedi addirittura Guerini uscire da difensore centrale, uscire praticamente sulla linea del fondo, oltre il centrocampo. Bravi nel riconquistare palla, nel ricercare molto quello che è l'interno di centrocampo, ovvero Panada, che è quello più tecnico e soprattutto il leader tecnico e il leader... Ricordiamo, mancherà nella partita di domenica per squalifica. Ricercano velocemente su questa transizione la profondità con Ghislandi, dopo lo vedremo anche con la punta, e poi una giocata che fanno spesso, che è la ricerca del cross, ma non sul primo palo quanto sul secondo palo, perché Misitano, che secondo me è un attaccante fortissimo da rivedere, che rivedremo secondo me nei prossimi campionati, secondo me anche maggiori, è bravissimo a attaccare quel cross e il secondo palo. Qui vedi la situazione, si vede forse un po' poco, però vedi che vanno tutti su uomo, limitano quello che è la costruzione del
Siracusa che della costruzione fa manforte, bravissimo Panada nella transizione, immediata la verticalizzazione su Cissé, che è un giocatore molto veloce, il guineano, addirittura una presenza, un gol in Serie A, 3 presenze, un gol in Serie A, è un giocatore che comunque ha fatto anche la Conference League e l'Europa League, è un giocatore che sa attaccare bene gli spazi e che ha un buon motore non indifferente. Pressione alta, come abbiamo visto, è un giocatore che fa il metronomo di quel centrocampo che non ci sarà e che è un'assenza sicuramente importante, no? Pesante per loro. Perché non hanno un altro regista, anche Ponga è un giocatore di quantità, quindi se dovessero mettere Manzoni, che sicuramente ha qualità, però perderebbero la fisicità di Panada, che è un giocatore importante nelle geometrie del gioco. Ecco che lì appunto un'altra zona dove il Catania potrebbe trovare le controffensive giuste contro questa Atalanta. Ritorno da Anna per avere altri messaggi da casa e poi vedo già pronto il nostro Franco Cammarasana per il Trapani. Anna, a te. Ci scrivono: speriamo che l'entusiasmo si trasformi in una serie di risultati positivi, forza Catania. Invece Giuseppe 54 ci scrive: Toscano attua sempre lo stesso schema, dirige il primo tempo cercando di sfiancare gli avversari per poi nel secondo tempo sferrare il colpo di grazia inserendo le giuste pedine per vincere la partita. Spesso le cose sono andate male regalando il primo tempo, perdendo l'opportunità di vincere il campionato da primi in classifica. Con i play-off questo atteggiamento non sarà per nulla vincente e quindi che si dia una mossa. Invece Benedetto da Catania ci scrive: buon pomeriggio, da 60 anni e più ho visto una moltitudine di squadre affrontare diversi campionati in qualsiasi categoria e quello che noto a malincuore da semplice amante di questo sport che a questa squadra in questa categoria mancano 2 grossi centrocampisti. Questo penso è il vero problema di Toscano. Io vado subito da Carlo, intanto questa dicotomia, se così possiamo dire, fra questo primo e secondo tempo, no? Dicono da casa. Diciamo che, insomma, tante volte è successo che nel primo tempo Invece... Catania non abbia espresso una grandissima prestazione mettendo sotto l'avversario. Ci riferiamo anche alle ultime, insomma, l'ultimissima è stato così. Nel secondo tempo però il Catania ha fatto veramente un secondo tempo all'arrembaggio, mettendo, io dico, una delle prime volte che ho visto il Catania mettere veramente alle corde l'avversario. Squadra forte. Non stiamo parlando di una squadra di poco conto, perché il come Potenza è una squadra forte e organizzata. Il Catania è riuscita veramente a metterla molto alle corde. Per quanto riguarda poi... Per quanto riguarda i 2 centrocampisti? Sono d'accordo. Manca un centrocampista con determinate caratteristiche. Chiaro che l'assenza di Aloi per praticamente tutta la stagione è un peso importante. L'ho detto ogni settimana. Diciamo ogni settimana, è vero. Marco, se mi permetti, mi volevo un pochettino unire, perché secondo me questi 2 messaggi sono da filo conduttore. Perché il primo tempo del Catania molte volte, è vero, soprattutto nelle ultime partite, fa fatica perché la squadra avversaria, soprattutto nei primi 60 minuti, ti viene a prendere alto, non ti fa giocare, ti chiude, e il Catania non ha quei 2 centrocampisti, quei 2 interni di centrocampo che invece ti sviluppano con la qualità che ha fatto vedere invece Jimenez negli ultimi 30 minuti, che secondo me è stata la chiave di svolta per il Catania. E soprattutto poi la squadra avversaria, il Potenza, non può reggere, in questo caso il Potenza, ma è successo in altre partite, non può reggere con la stessa intensità tutti e 90 minuti, quindi automaticamente abbassa molte volte il baricentro. Quando abbassa il baricentro ovviamente il Catania riesce a uscire, trova più spazi e trova più continuità di gioco. Quindi le due secondo me domande sono collegate. La cosa che però mi piacerebbe ritrovare, soprattutto agli uomini di Toscano, soprattutto del Catania, è quella invece cattiveria che avevamo visto soprattutto nei primi 15-16 giornate, dove il Catania nei primi 15 minuti entrava sempre forte e addirittura ci sono stati dei periodi, se vi ricordate, dove faceva gol sempre nei primi 10. E quella cattiveria lì, quell'approccio, quell'imprinting forte delle gare, secondo me è una cosa che il Catania deve ritrovare. A inizio stagione che proprio Toscano dopo le prime partite aveva voluto quello che dici tu, cioè riuscire nei primi 10 minuti a sbloccarla velocemente. Sblocco velocemente, poi si abbassava il baricentro, quando la squadra avversaria si allungava si chiudevano le partite, e questo secondo me è qualcosa che Toscano deve riprendere, devono riprendere i giocatori, ed è un qualcosa che partire forte già, il mister lo conosco bene, dice partiamo forte già direttamente dal riscaldamento, è una cosa importante perché ti permette di aggredire l'avversario, spaventarlo e in qualche modo già ferirlo nei primi 10 minuti.
Facciamo una piccola pausa su Atalanta Under 23 Catania, andiamo a parlare di Trapani-Siracusa. Avevamo detto che poteva essere il derby della tristezza, sicuramente lo è in casa Trapani, perché il Siracusa qualche barlume di speranza ancora ce l'ha. Intanto saluto Franco Cammarasana, inquadrato in questo momento. Ciao Franco. Allora, è stata l'ennesima settimana da raccontare, nel senso non positivo, perché è arrivato il ricorso respinto da parte del collegio di garanzia, poi della Corte Federale d'Appello, la speranza per l'8 maggio per la decisione favorevole della Commissione tributaria, ma dici tutto, Franco. Sì, una settimana particolare, ripeto, iniziata con la sconfitta di Cosenza, che ha certificato aritmeticamente anche la retrocessione in Serie D del Trapani, e poi, come dicevi tu, martedì la decisione del collegio di garanzia del CONI, che ha rigettato il ricorso verso le inadempienze con scadenza 16 ottobre. Il giorno successivo, mercoledì, appunto, la decisione della Corte Federale d'Appello, circa i 5 punti di penalizzazione riferiti alla scadenza del 16 febbraio. Antonini, il presidente, ha preannunciato che andrà avanti nei ricorsi e spera al collegio di garanzia del CONI, e spera chiaramente una decisione a lui favorevole, comunque favorevole al Trapani per quanto riguarda la commissione tributaria del 6, che dovrebbe entrare nel merito della vicenda il 6 del mese prossimo, un problema su cui si sono appuntate un pochino in parte le decisioni degli organi di giustizia sportiva in merito alle ultime penalizzazioni. Vedremo, ripeto. E anche da aggiungere che Antonini ha preannunciato anche che chiederà un risarcimento danni sia al Federbasket e sia alla Federazione Italiana Calcio per quanto riguarda tutto quello che è successo quest'anno. In aggiunta, e poi passiamo alla partita brevissimamente, ha preannunciato che a breve andrà a stipulare con un fondo americano il finanziamento, perché non ha abbandonato l'idea di realizzare sempre la famosa cittadella dello sport, che non sarà comunque ubicata nel territorio del comune di Trapani, con cui lui ha tuttora delle vertenze, chiamiamole così, sicuramente un contenzioso, ma nel territorio di un comune diverso da quello di Trapani. Poi, per quanto riguarda la partita, ecco Franco, volevo andare per quanto riguarda la partita, appunto dicendo che al momento, stante tutte le decisioni che sono state prese, ovviamente il Trapani è matematicamente in Serie D, questo dice la classifica. Adesso andiamo subito con la probabile formazione, che ovviamente in questo momento prende anche meno spazio rispetto a quello che sta succedendo al di fuori. Tra l'altro il Trapani scenderà in campo senza il suo capitano Celeghin, che era il punto di riferimento principale del centrocampo granata, è stato squalificato, non ci sarà nemmeno Aronica, che deve scontare la seconda giornata di squalifica. Si può ipotizzare una probabile formazione che, essendo l'ultima gara di campionato, potrebbe anche vedere all'opera magari giocatori che finora hanno avuto poco spazio. Ne abbiamo ipotizzata una con Galeotti tra i pali, Cozzoli, Pirrello, Motoc e Nicoli in difesa, Aronica e Knezovic al centrocampo, poi Nina, Balla e Ortisi alle spelle di Stauciuk. Questo per sommi capi, ripeto, ma potrebbe sicuramente avere delle modifiche. Aggiungo un'ultima cosa: domani non ci sarà conferenza stampa dell'allenatore, ma del direttore sportivo Luigi Volume. Non sappiamo l'argomento che tratterà, sicuramente parlerà della situazione soprattutto societaria del Trapani e sugli sviluppi che può avere prossimamente la vita del Trapani Calcio. Grazie Franco, buon pomeriggio anche a te, alla prossima. Anche a voi.
Ciao, grazie Franco. Chiaramente insomma, si fa sempre male, lo diciamo tutte le volte, sentire tutte queste discussioni legate a cose che non c'entrano niente con il campo, con il pallone in sé per sé. Ricordiamo a proposito di conferenze stampa che domani non ci sarà la conferenza stampa dell'allenatore del Catania, questo abbiamo saputo dall'ufficio stampa, almeno fino a questa mattina non è stata programmata nessuna conferenza stampa e dunque non ci saranno dichiarazioni di Toscano pre-gara rispetto alla gara con l'Atalanta Under 23. Vado adesso invece dal nostro Marco Petrolito, che vedo collegato come sempre con il bel mare di Siracusa alle spalle. Marco, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio a voi anche da Siracusa. Allora Marco, dicevamo che mentre il Trapani con la situazione di classifica attuale non ha più speranze, il Siracusa ce n'ha qualcuna, è aggrappata, insomma è aggrappato a un lumicino di speranza, che tu ci racconti appunto quali sono i possibili incroci che possono portare il Siracusa a non essere retrocesso dopo il derby con il Trapani. Sì Marco, per raggiungere i playout e giocarsi la permanenza Serie C e gli spareggi servirà un piccolo miracolo, comunque un incastro di risultati difficile, ecco, ma non impossibile. Gli azzurri infatti hanno lavorato al massimo per preparare la partita che deciderà la stagione, anche se alcuni giocatori non sono stati al meglio fino a giovedì, hanno lavorato a parte Valente, Marafini, Iobbe e Cancellieri, alla fine tutti stringeranno i denti e proveranno ancora una volta a gettare il cuore oltre l'ostacolo, nella speranza appunto che possa arrivare una vittoria che manca dal 22 marzo e che dopo 3 pareggi consecutivi che hanno rappresentato delle occasioni perse da sola non basterebbe più. Infatti, come dicevi, per giocarsi il doppio confronto salvezza con il Giuliano, il Siracusa servirebbe proprio che i campani non facciano punti a Caserta, ma anche che il Foggia non vada oltre il pari nella gara interna con la Salernitana, che lo ricordiamo si giocherà senza pubblico. Combinazioni queste, come dicevo, non impossibili visti gli obiettivi degli avversari di Foggia e Giuliano, ma è chiaro che tutto ciò avrà un senso solamente nel momento in cui il Siracusa riuscirà a conquistare l'intera posta in palio a Trapani. Lo ricordiamo, in trasferta quest'anno gli uomini di Turati hanno vinto una sola volta a Picerno, mostrando spesso quelli che sono insomma i loro lati più deboli. Dunque non sarà un'impresa facile, se sei d'accordo posso andare anche alla probabile, Marco. Vai Marco con la probabile, sì. Sì, considerando che si metterà in campo la formazione migliore, che vedrà uno tra Silla e Farroni tra i pali, ci sarà Iobbe a girare sulla catena di destra, Pacciardi che rientra al centro della difesa dopo l'infortunio della scorsa settimana insieme a Marafini, Cancellieri che dovrebbe agire sulla sinistra pur non essendo al meglio, rientra dalla squalifica e giocherà davanti alla difesa il centrocampista lituano Gudelevicius, insieme a lui ci sarà Riccardi, mentre sulla tre quarti Di Paolo e Frisenna con Valente supporteranno Gabriel Larditi, con Sbaffo, autore del gol della settimana scorsa con il Cavese, che sarà pronto a dare il suo contributo come sempre a gare in corso. Per gli azzurri, Marco, che partiranno per Trapani soltanto domenica mattina, quella del provinciale potrebbe essere l'ultima apparizione stagionale. La squadra, come sappiamo, non avrà i suoi sostenitori a seguito, visto che è stato disposto il divieto di trasferta. Tuttavia, ecco, elemento questo che scende una grande amarezza nella tifoseria organizzata, che si ritroverà al De Simone per sostenere la squadra a distanza e starle accanto fino all'ultimo, a prescindere da come andrà a finire, ecco. Per l'occasione è stato previsto l'allestimento di un maxi schermo, i tifosi poi attenderanno alla squadra al ritorno da Trapani per renderle il dovuto omaggio a chiusura di una stagione che comunque è rimasta emozionante, è stata vissuta sempre in uno stretto connubio quasi magico, al di là di quelle che sono le note vicende societarie extracalcistiche di cui abbiamo parlato molto spesso. Grazie Marco, buon pomeriggio anche a te e alla prossima. Grazie a voi. Per tutte le indicazioni da Siracusa, anche quest'ultima notazione appunto dei tifosi, pronti a tributare l'applauso a una squadra che l'abbiamo vista più volte giocare un ottimo calcio, anche con i limiti che ha espresso magari in trasferta, come ci diceva lo stesso Marco, proprio in trasferta si cerca il colpo che può portare magari, chissà, ad allungare questa stagione. Ritorniamo a parlare di Atalanta e Catania. Ermanno, con l'Atalanta che ha evidenziato qualche problema quando arrivano dei cross, soprattutto nella zona del secondo palo. Sì, diciamo perché l'Atalanta è una squadra che marca tanto a uomo, poi lo vedremo successivamente nelle situazioni di palla laterale. Molte volte sul secondo palo non si trovano uno dei 3 difensori centrali che comunque hanno struttura e sono degli ottimi marcatori, ma si trova spesso un quarto, che abbiamo detto prima sono dei quarti principalmente di grande spinta e soprattutto con caratteristiche più offensive. Qui qualche volta non sono perfetti, qua vediamo soprattutto in questi 2 clip Idele che è andato un po'
pochettino in difficoltà nella partita contro il Monopoli, e poi su questo cross dove non è stato brevissimo a intervenire, qua su questo controcross vediamo Playa un pochettino in difficoltà nell'attacco palla. Altra situazione invece, qua vediamo un Atalanta Under 23 molto più bassa visto l'espulsione, quindi il giocatore in meno, addirittura è Vavassori a cercare di limitare il cross. Su questo cross vedi nuovamente Idele preso in controtempo sul secondo palo, non è bravo a leggere né la traiettoria del pallone né il movimento dell'avversario e si fa cogliere alle spalle, quindi è una situazione secondo me che bisogna analizzare e può essere analizzata se analizzata nel modo corretto potrebbe creare pericolo alla squadra di Beppe. Anche perché il Catania, l'abbiamo visto poi nella partita con il Potenza, cerca appunto, l'ho fatto spesso con Toscano e l'ha rifatto anche nella partita con il Potenza, di arrivare proprio al cross e cercare delle soluzioni in tal senso. Sì, non combinando molte volte in maniera stretta, cercano dei duelli esterni, l'ha fatto molte volte Bruzzaniti nell'epopea di Viali, l'ha fatto Cicerelli, lo fa spesso d'ausilio, cercano spesso questo duello esterno, nel duello esterno poi rientrano, sterzano sul piede e cercano poi il cross. Vedi qua un duello esterno isolato, perché non ci sono appoggi vicini, cerca di andare da solo, l'area che comunque è riempita dai 2/3 quarti, in questo caso è forte, su questa seconda palla un pochettino Lunetta forse si intestardisce a cercare un duello con poca lucidità, è solo un duello fisico, però si crea una seconda palla dove è bravo Corbari a calciare in porta, un po' fortunato a trovare il braccio largo e si trova il rigore poi del pari. Qua invece un'altra situazione diversa, perché vediamo sempre Cicerelli ricercare il duello, ma qui gli appoggi questa volta c'è l'appoggio e soprattutto vedi c'è l'area già riempita, esatto. vedi addirittura sono 4 i giocatori in aria, se non erro c'era pure Miceli in quella situazione a fare da torre in mezzo all'aria. Bravo qui Lunetta a recepire questo cross a rimorchio dello spazio libero, quindi andando nella direzione opposta rispetto allo schiacciamento della difesa, non proprio fortunato. Qua un'altra paratona, un altro miracolo del portiere del Potenza. Questa volta appunto quando c'è la parità numerica lì in mezzo all'area di rigore, chiaramente poi diventa molto più facile riuscire a trovare l'occasione. L'abbiamo visto con Lunetta, quel gran tiro che poteva avere il miglior sorte. Soprattutto la sua presenza, perché dentro area quando c'è Lunetta a supporto cambia, vero, la forte, cambia molto la situazione, perché Lunetta sa finalizzare, si sa coordinare bene, è cattivo. Proprio la cerca la palla e spesso prende la porta, è un ottimo finalizzatore, è tra i cannonieri della squadra, in una stagione per lui sicuramente tra le migliori della sua carriera. Ritorniamo ancora all'Atalanta con i principi di marcatura, Ermanno, perché tu l'hai scritto poi nei tagli che io vedo preventivamente, loro stanno a uomo nella zona, no? Sì. Vanno a uomo nella zona, che è un principio che chiaramente ritroviamo in molte squadre, ma che ritroviamo specificatamente in questa squadra. Sì, negli ultimi 20 metri diciamo che loro lavorano tanto, ricercano tanto, soprattutto i difensori, quello che è il riferimento nella zona, diciamo, di competenza, e ricercano questa marcatura, che è un po' una marcatura che non è tanto gasperiana quanto palladiana in qualche modo. Qui vediamo proprio su questa situazione, vedi c'è il taglio dell'attaccante seguito da Guerini fino a un certo punto, perché poi ovviamente devi saper lavorare anche in linea, coprendo anche quella che è la profondità, e qua vedi la ricerca dei vari riferimenti, sono tutti orientati sulla palla benissimo e posturati per vedere l'avversario. Però altra situazione dove c'è questo cross, qua è Idele nuovamente a perdere la marcatura e si crea spazio e si crea pericolosità. Un'altra situazione invece si è creata contro la Cavese, dove è Stefanoni il quarto di destra. Su questa situazione erano tutti a marcatura uomo e stavano anche marcando bene, però Playa perde un pochettino il riferimento sull'avversario, si fa in qualche modo rubare il tempo e lo spazio e rischia un po'. Quindi diciamo che secondo me la parte di sinistra con Idele e Playa, o con Stefanoni e Playa, potrebbe essere quella zona, sinistra ovviamente per il Catania, potrebbe essere quella zona dove si può fare male. Prima pensavo, no, si parlava della ricerca del cross, sì, anche per quanto riguarda il Catania. A Crotone per esempio la presenza di Caturano e di Forte insieme l'ultimo quarto d'ora insieme a Lunetta, tutti e tre lì in mezzo, ha creato grandi palle gol, e secondo me potrebbe essere qualcosa che, non ti dico dall'inizio, ma negli ultimi 15-20 minuti finali potrebbe far male, potrebbe in qualche modo creare pericolosità. Ma anche domenica scorsa abbiamo visto tanti cross in più rispetto alle domeniche precedenti, dalle corsie esterne, soprattutto con i quarti. Tante volte Donnarumma
Anche Raimo è arrivato più volte al cross, quindi il Catania è abituato a giocare con questo tipo di sistema ed è aumentata notevolmente l'incisività, la produzione di cross con Donnarumma e Raimo, perché non c'è Casasola, ma anche Raimo lo vedo in leggera ripresa. Andiamo da Anna, chiudiamo questa seconda parte con i vostri messaggi. Buon pomeriggio Anna, mi sapete dire se Casasola e Corbari disputeranno i playoff? Distinti saluti. Invece Mauro ci chiede se prima dei playoff si può modificare la lista dei giocatori. Al posto di Rolfini, che ancora non rientra, se si potrebbe inserire Ponzi. E ancora, salve, a mio parere il reintegro di un Di Gennaro anche al 50% è determinante, considerando i continui svarioni di Miceli, una partita sì e una partita no. Da Lino. Allora, Di Gennaro abbiamo già detto, Casasola e Corbari. Chiaramente Corbari, sapete l'entità dell'infortunio, è un'entità variabile, non proprio così pesante, almeno questo è quello che sappiamo, ovviamente ci limitiamo a quello che leggiamo anche sui comunicati che arrivano dal Catania. C'è la prospettiva, c'è la possibilità che possa ritornare ovviamente per i playoff, così come c'è la possibilità per Casasola. È chiaro che soprattutto per quanto riguarda Corbari bisogna vedere che cosa succederà nei, speriamo, 15 giorni che separeranno il Catania anzi più di 15 giorni che separeranno il Catania dall'ultima partita di stagione regolare alla prima dei playoff. Di Gennaro vi avevamo già detto, ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo con la terza parte di preview, a fra poco. Eccoci qua, terza parte di preview, andiamo ancora ad analizzare l'avversario del Catania, lo facciamo attraverso le nostre grafiche per dare riscontro a quello che è l'allenatore della squadra nerazzurra, che è stato squalificato nelle ultime partite di campionato, Bocchetti, anche un'esperienza breve in Serie A, chi segue anche il campionato di Serie A se lo ricorderà, ha allenato il Monza, 7 partite alla guida dei Brianzoli, ha raccolto 3 punti su 21 a disposizione in un'annata orribile per il Monza, quella che abbiamo raccontato, e poi chiaramente però è un giocatore che ha avuto una lunga carriera da giocatore a difensore centrale tra Italia e Russia addirittura, e poi da allenatore, i primi passi nel settore tecnico dell'Hellas Verona e ora questa opportunità con l'Under 23 dell'Atalanta. Per quanto riguarda i giocatori abbiamo scelto un giocatore che si sta mettendo in mostra, ne parlavamo anche nella parte fuori onda, soprattutto nella parte finale di questa stagione, perché all'inizio giocava un pochettino di meno e adesso nonostante tutto, lo vedete, ha centrato 8 reti in 27 partite giocate, di cui vi dico solo poco meno del 50% partendo da titolare, per cui questo è un dato chiaramente molto importante. L'emblema della sua stagione, lo vedremo fra poco, è il gol con la Cavese, anzi facciamo così, visto che qui lo spieghiamo, lo vediamo direttamente così lo vedete dalle immagini, tanto per farvi vedere la qualità di questo giocatore. Praticamente calcia da fermo e va a mettere la palla all'incrocio dei pali. Vediamo questi gol, ve l'abbiamo fatto vedere, di solito non lo facciamo vedere perché questo tipo di gol lo vediamo magari in Serie A con gente che è abituata a conclusioni di questa natura, e qui stiamo parlando di un ragazzo che appunto è del 2005, praticamente poco più di 20 anni. A parte questa capacità balistica che è veramente di altissimo livello, nelle immagini che sono andato a vedere e negli highlights che ho visto dell'Atalanta, la sua capacità anche di aiutare tanto la squadra in fase difensiva, di abbassarsi tantissimo e di diventare proprio un difensore aggiunto insieme ai propri compagni, capacità pure di soffrire oltre le capacità di andare a incidere sotto porta, quindi giocatore completo. Una bellissima sfida quella che ci sarà lì a centrocampo, siamo anche curiosi di vedere come appunto si risponderanno, considerando che appunto le due squadre giocano con lo stesso sistema, praticamente col 3-4-2-1. Ritorniamo alla fase di possesso dell'Atalanta, Ermanno, perché loro ricercano lo spazio per il tiro
centralmente, no? Lo vediamo anche, lo fanno spesso e volentieri. Sì, proprio perché l'ha visto con Manzoni, ma non è l'unico a cercare anche con quella spensieratezza, a cercare la porta dalla distanza, a ricercare ovviamente quello che è la conclusione, che sono delle conclusioni ovviamente alle volte anche impensabili per dei giocatori di Serie C, quindi lo fanno molto bene con qualità. Per liberare il tiro ovviamente devi liberare una zona centrale e ricercare una zona centrale. Qui lo fanno per esempio contro il Sorrento, Stefanoni la porta dentro sulle Vacche, addirittura è Navarro che è il braccetto di sinistra, quindi il braccetto opposto a entrare e invadere quello spazio che si era liberato, ed è poi bravo nella conclusione di Mancino da 25 metri. Qui vediamo un'altra situazione invece con un altro giocatore che sta trovando poco spazio in realtà, ma è un giocatore secondo me di ottima prospettiva, che è un 2006, sempre scuola Atalanta, che è Bonanomi, che qua vedi molto simile come frequenza a quello che abbiamo visto di Manzoni, conduce, guarda la porta, la cosa che vuole fare è trovare il tiro, lo trova, c'è una bella conclusione. Ovviamente non sempre puoi trovare il set, però è sempre bello vedere giocatori che giocano con questo coraggio e questa personalità, soprattutto vista l'età. L'età giovane, chiaramente, quando hai anche la spensieratezza di poter provare determinati tipi di colpi. Lo stato di salute dell'Atalanta, abbiamo visto che appunto la squadra può ancora centrare la qualificazione ai playoff, ma questo è quello che ha fatto nelle ultime 5 partite, lo andiamo a vedere, con la sconfitta in casa con la Casertana, squadra di alto livello che si è imposta a Bergamo, il 3-3 spettacolare di Siracusa, e poi il pareggio nel recupero con la Cavese 1-1, la vittoria con il Monopoli 2-0 e l'ultimo pareggio 1-1, per un responso della stagione che fa capire pregi e difetti della squadra, oltre ai gol fatti e i gol subiti. Lo leggiamo anche da qui con le 11 vittorie, gli 11 pareggi, ma anche le 15 sconfitte, per cui appunto, come diceva giustamente bene anche Ermanno prima, ne abbiamo tessuto le lodi, ma ci sono ovviamente anche dei punti in cui, come abbiamo visto, il Catania può e deve, visto la forza, no, Carlo, del Catania, provare a vincere questa partita. Una squadra che secondo me poi può subire la personalità degli avversari. Ho visto in toto la partita contro il Benevento e nel secondo tempo è stata proprio schiacciata l'Atalanta dalla personalità e dalla forza dell'avversario. Il limite dell'età media di 21 anni. Può essere questo, se iniziano ad annaspare e trovare un avversario che inizia a dominarli, possono entrare in affanno, in angoscia, possono aver paura, ecco. Sì, e questo è un tema che ovviamente, come i temi della possibilità di esprimersi in tutti i modi accompagnano i giovani, anche quello del timore può arrivare ovviamente durante la partita, se il Catania saprà fare il Catania. Usiamo un po' le parole che aveva espresso Pantanelli durante diretta stadio nella partita con il Potenza. Io vado da Anna perché ci dai i precedenti di questa partita e anche il pronostico dell'intelligenza artificiale, augurandoci che questa volta non ci sia un infortunato nei marcatori. I risultati precedenti sono nel 2024 0-1 e nel 2025 2-0. Pronostico dell'intelligenza artificiale: un pareggio 1-1 con gol di Sissé e Forte. Pareggio che andrebbe bene al Catania, chiaramente, per quanto riguarda il secondo posto, per cui potete evitare scongiuri vari in tal senso. Abbiamo inserito chiaramente i 2-0-1, che sono stati quelli del playoff di quell'anno in cui vi dicevo giocava Palestra nell'Atalanta Under 23, lo 0-1 con la firma di Bois in casa dell'Atalanta, e poi il Catania che subisce lo 0-1 interno con la rete al 90°. Mi ricordo ancora Pelligra, che era venuto a vedere la partita, che insomma commentò facendo un sospiro di sollievo su quell'1-0, perché l'Atalanta giocò benissimo in casa. Ci furono pure supplementari? No, perché il Catania era favorito dalla differenza di classifica, per cui passa con il successo 0-1 e 0-1. Però mi ricordo 90 minuti infiniti. Sì. Perché l'Atalanta in quel momento ha schiacciato, schiacciava completamente il Catania. Infatti vi ho raccontato appunto di questo sospiro di sollievo. E lì c'era Jimenez nell'Atalanta. Sì, c'era Jimenez e c'era anche Palestra. E c'era anche Palestra, era una squadra formata come quella di adesso, abbiamo detto, da tanti ragazzi sicuramente interessanti, ma era un Catania che secondo me non ha le qualità di questo Catania. È chiaro, era un Catania
Quell'anno fu un anno particolarissimo, dove in campionato si sfiorò la tragedia del passaggio tra i play-out, e vinse la Coppa Italia, e quindi la Coppa Italia gli permise di raggiungere la fase finale, quindi partendo da terza nei play-off, dove incontrò proprio l'Atalanta al primo turno, fece questo ottimo 2 pareggi che gli consentirono di passare al turno successivo. Poi ci fu il turno successivo contro l'Avellino, la vittoria in casa, per 1-0, la sconfitta nonostante il vantaggio ad Avellino. Al Partenio. Allora, andiamo a vedere l'ultimo taglio, Ermanno, che riguarda invece la fase di non possesso del Catania. Qualche volta si è registrato nell'ultima partita, ma non solo nell'ultima partita, ovviamente abbiamo analizzato l'ultima perché è quella del ritorno di Toscano, no? Un po' di distanza fra i difensori. Sì, diciamo che l'ho voluto analizzare proprio perché non si è visto solamente nell'ultima partita, ma in realtà si è visto molto nelle ultime 4-5, e questa in realtà era una cosa che secondo me i tifosi del Catania volevano non vedere più, questa distanza, questa lontananza, non solo dei reparti, ma soprattutto tra i vari difensori, tra i 3 difensori centrali o il centrale dei 2 braccetti. Qui vediamo la distanza, vedi, tra Miceli e gli altri 2, si crea ovviamente, si isola un 1 contro 1. Qui in questo caso diciamo che Murano crea pericolosità, ma non troppo, fino a un certo punto, però vedi questa distanza che si è vista, l'ho voluto analizzare perché si è vista pure nel primo gol. Sì, è vero che era in una fase di costruzione con transizione, però in quel caso vedi c'era la grande distanza tra Pieraccini e Miceli, che era qualcosa che in realtà non si vede, cioè non si è visto solitamente nelle formazioni di Toscano. Secondo me qui il Catania deve ricominciare a riavere compattezza e solidità. Ovviamente qui parliamo di una situazione dove il Catania era in una transizione anche qui negativa, perché stava sviluppando in zona offensiva, ovviamente stava sviluppando con tanti uomini perché ricercava il pareggio, però è una situazione dove bisogna in qualche modo risistemare un po' per ricreare proprio quello che hai detto tu prima, il bottino, la sicurezza, il fortino del... Ricompattare, no? Era quello che si chiede a Toscano, no? Ricompattare l'ambiente, ricompattare anche quel pacchetto difensivo che è stata la fortuna del Catania, no? Lì sarà veramente fondamentale, soprattutto in casa, blindare di nuovo il Massimino, non prendere più gol, perché non prendendo gol in casa hai veramente alzi di tanto la percentuale innanzitutto di passare il primo turno e arrivare in semifinale, e poi in semifinale ti ripeto che diventerà, secondo me, giocare al Massino sarà difficile per tutti. Per tutti, e lo sappiamo. Ci fermiamo, ritorniamo fra pochissimo, parleremo di calcio a 5, di futsal, e poi andremo con le probabili della partita di Caravaggio, fra poco. Eccoci con l'ultima parte di preview, andiamo a parlare di futsal, di calcio a 5, lo facciamo facendovi vedere delle immagini, quelle della Meta Catania, perché oggi, stasera, c'è un appuntamento molto importante alle 20:30, perché c'è la partita fra L84 e Meta Catania, sono le 2 capoliste del campionato, 52 punti sia per gli etnei che per i torinesi, 17 vittorie, 4 pareggi, sole 4 sconfitte, 110 reti, pensate, per i rossazzurri, 99 per la L84. Noi stiamo vedendo invece la partita contro la Came Treviso, l'ultima giocata dalla squadra rossazzurra, con la vittoria per 4-1. Gara importante questa, quella di questa sera, che arriva a 3 giornate dalla fine della regular season, per cui c'è il primo posto chiaramente da conquistare, da cercare di trovare, per una squadra che, lo ricordiamo, ha già vinto Coppa Italia, Coppa Divisione, e sta cercando il personalissimo, e sarebbe splendido triplete, andando a conquistare anche lo scudetto. Sentiamo adesso, dopo aver visto appunto le immagini dell'ultima partita, andiamo a sentire Musumeci, le sue impressioni prima del match di questa sera. Prepariamo ora Torino, partita importantissima che poi credo deciderà
chi sarà la prima a chiudere il primo posto. Quindi noi ci proviamo, sappiamo che Torino è una grandissima squadra, andremo lì per vincere, come abbiamo sempre fatto, però ormai conosciamo questo sport e noi proveremo fino all'ultimo per arrivare al primo posto, però se dovessimo arrivare secondi, terzi, l'importante è che ai playoff arriviamo nella forma migliore, perché poi sappiamo che siamo una squadra che può vincere ovunque, quindi proveremo fino all'ultimo ad arrivare primi. Se non dovesse succedere, l'importante è che arriviamo in ottima forma per i playoff e non sarà un problema. Le parole di Carmelo Musumeci, che danno anche il senso di quella che è la convinzione di questo gruppo, perché appunto lui dice: certo, se arriviamo primi è meglio, ma anche se non dovessimo riuscirci, questa è una squadra che può fare benissimo anche partendo dal secondo posto. Andiamo a vedere le probabili formazioni di Caravaggio partendo da quella dell'Atalanta Under 23. Abbiamo detto di Panada che è squalificato, con Stefanoni a destra, con Manzoni che potrebbe, appunto, l'abbiamo sentito anche dal collega, essere impiegato nel mezzo insieme a Levac, e Ghislandi a sinistra, con Casse Papassori alle spalle di Misitano, e il trio di difesa che dovrebbe essere composto da Playa, Guerini e Navarro, con delle alternative, Carlo, che possiamo trovare a questo tipo di L'alternativa potrebbe essere quella di inserire un centrocampista di ruolo. Ponga potrebbe essere l'alternativa a Panada, e riportare Manzoni davanti, anche se il recupero di Vavassori ritengo sia un recupero per loro certamente importante, tanto quanto l'assenza di Panada, appunto, in mezzo al campo. Andiamo a vedere invece la probabile del Catania, fermo restando ovviamente che per entrambe le squadre vale il fatto che domani c'è l'allenamento di rifinitura. Chiaramente stiamo tentando di capire, ovvio, sulla situazione legata ai diffidati in casa Catania, che io vi ripeto che sono Di Noia, Bruzzaniti, Cicerelli e Di Tacchio. Chiaramente non possono non giocare, però è chiaro che un minutaggio minore può essere contemplato. Restano il ballottaggio lì in quella zona di tre quarti, perché i trequartisti forti sono tantissimi, per cui noi abbiamo messo D'Ausilio Lunetta proprio in funzione di questo fatto legato ai diffidati, ma chiaramente l'opzione Cicerelli, l'opzione Bruzzaniti esiste ancora. Forte non si prescinde da lui lì davanti, Raimo è l'opzione a destra, soprattutto se D'Ausilio andrà a fare il trequartista. A centrocampo, come detto, o giocano Di Tacchio insieme a Di Noia o gioca Jimenez per dare qualità lì davanti insieme a uno degli altri due. Ritengo che Jimenez giocherà in mezzo al campo. Mi sembra una soluzione logica. Considerando anche le assenze, considerando la qualifica di Quaini e l'assenza di Corbani. Ci potrebbe essere una staffetta Cicerelli-Bruzzaniti, quindi una maglia titolare a uno dei due per poi magari riuscire fare una staffetta, quindi per evitare la squalifica di uno dei due, e vedremo chi sarà il partner di Forte, che ritengo partirà titolare, quindi potrebbe giocare D'Ausilio o Lunetta. O Lunetta in quel caso. Andiamo a vedere quello che è il direttore di gara insieme agli assistenti, per cui Di Loreto Di Terni è l'arbitro dell'incontro, con gli assistenti che sono Romagnoli e Robilotta, e poi il quarto ufficiale di Como e l'operatore FVS, sempre molto vicino in questo caso, sia il quarto ufficiale che l'operatore FVS di Lecco. Questa è la cinquina arbitrale di Atalanta Under 23 contro Catania, che, lo ricordiamo, vedrà il commento del nostro Angelo Patanè con Carlo Breve a partire dalle 17. A partire dalle 17, esatto. 17 di domenica allo stadio di Caravaggio partirà la nostra lunga diretta con Diretta Stadio, con Alberto Cigalini in studio insieme ad Angelo Gagliano, chiaramente tutto il nostro parterre fino ad arrivare alle interviste conclusive, chiaramente, che vi daremo in anteprima come sempre. Allora, buon viaggio Carlo. Grazie Marco e buon pomeriggio a tutti.
Ci ritroviamo alla prossima, ciao Carlo, ciao Ermanno, anche a te ci ritroviamo, anche con te ci ritroviamo alla prossima, grazie sempre. Speriamo di ritrovarci più lontano possibile. Ora ci dice tutto la nostra Anna, che andiamo a salutare. Ciao Anna. Ciao Marco, grazie a te. Noi torniamo il venerdì prima della prima partita dei playoff del Catania, che di fatto è o l'8 maggio, e qui so che chi ci sta ascoltando sta facendo i dovuti scongiuri, oppure il 15 maggio. Comunque ci vediamo presto. È chiaro, noi le date ve le dobbiamo dare, insomma questo è normale. Grazie Anna e grazie a tutti voi per averci seguito. La puntata la ritrovate come sempre su siciliaweb.it e noi ci ritroviamo appunto o l'8 o il 15. Alla prossima.